Vedete bene com'è al mattino la Sila, coi versanti vestiti di abeti e i verdi digradanti di declivio in declivio. Oppure prendete il luminoso fogliame dei faggi, delle querce, dei pini, nel dilagante sole del sud. È l'immobile vicenda dei boschi, c'è odore di resine antiche. Anche questo è un frusciare di rami antichi, è una musica che proviene da misteriose presenze, dai venti marini, dal cuore degli uccelli, dai canti dei pastori ai limiti della foresta. Qualcuno ha paragonato l'aspetto di queste selve ai paesaggi più verdi del Canada. Di qui del resto, come da altri paesi del sud, partirono gli uomini a centinaia ai tempi della grande emigrazione. Andavano appunto in Canada la maggior parte di essi con i vapori della Cunard Line e la speranza di mutare condizione. E fu certo un conforto per gente come la nostra, propensa alla nostalgia, trovare al di là degli oceani immagini e dimensioni che già esistessero dentro di loro in qualche punto della memoria. Tuttavia per ognuno tornare in Calabria era l'ultimo fine. Questo è un Canada più povero forse, ma anche più caldo e più antico. Per i tagliaboschi di qui è un'immagine di cose e paesaggi che non potrà mutare nel tempo, l'aspetto concreto di un sentimento del sud, uno spazio esistente nell'anima, altrimenti incolmabile. Questo sull'altipiano è il lago Ampollino. 30 anni fa non c'era, oggi è lungo 8 chilometri e largo 3. Era una silenziosa vallata con strade carrozzabili, pascoli e sentieri per muli. Con un semplice gioco di dighe gli uomini la riempirono d'acqua. Questa chiesa, invece, ha l'aria di esserci sempre stata, con le sue mura semplici e l'umiltà delle linee con la rustica foggia del suo campanile. Qua giù anche i villaggi rimangono immobili nel giro degli anni. Alcuni, come questo, hanno le case di legno da sempre e i tetti avvezzi alla neve. Col passare del tempo la vita non è mutata. Non sono mutati gli odori della terra, le usanze e i sentimenti, i limiti e gli orizzonti dell'uomo. È un modo antico di essere e di guardarsi intorno, una civiltà che si compone in forme essenziali di vita, un'elementare maniera di esistere che si riallaccia attraverso tradizioni e costumi a una natura affascinante e primitiva, alle origini, come dite, della condizione umana. Quanto le donne misurano la fatica con l'attitudine che è propria in loro, con una disposizione alla pazienza e al riserbo, al silenzio e alla dignità. Ma è il tempo per gli uomini di lasciare le case. E cosa volete che dica un tagliaboschi del sud a un altro tagliaboschi? Oppure avete incontrato altri tagliaboschi del sud che non fossero taciturni? I loro gesti lasciano tracce nell'aria. Il vento stenterà a cancellarle. È estate su tutti i sentieri. Nel cuore della selva le accette degli uomini dapprima lavorano di striscio, poi colpiscono di taglio. Puntualmente la lama si conficca nella tacca, le schegge, i frammenti dell'albero schizzano via. Poi gli si recide la vita. L'albero geme in tutte le sue fibre per avvertire i suoi uccelli fra i rami che se ne volino via. Fra foglie e foglie ormai non c'è rimasto che il vento e qualche chiazza di sole. Poi il fragore della caduta è come un grido d'addio. L'albero è morto, vige anche per lui la legge della foresta. I cacciatori di legno lo hanno abbattuto. Ora con precisione di gesti gli uomini scuoiano la loro selvaggina. In pochi minuti gli alberi perdono la scorza incallita di stagioni e stagioni. Ritornano allo stato di scheletri, al limite estremo del loro essere legno. Ora sono nudi. Un ciclo della loro vita malinconicamente si esaurisce. Essi rotolano materia ormai verso uno sconosciuto destino. Tirati dai buoi, i tronchi inanimati si allontanano dal vento di ieri, dalla verde boscaglia, dove gli abeti sono carichi di sole ma non sono più allegri. È un lento viaggio patetico per piste polverose ineguali. Qua e là, dalla terra riarsa, spuntano le radici degli alberi viventi. Dovunque dilaga il verde. È un vecchio camion
a terminare il trasporto. Ora i tronchi sono in vista di un paesaggio diverso, finora ignorato. Un paesaggio meno adatto alla contemplazione e più denso di vita, di fervore. C'è nell'aspetto delle cose come un presentimento di macchine, di cinghie elettriche, di strumenti di lavoro. È la segheria di Moccone col pennacchio di fumo. Gli alberi sono fatti ancora rotolare fin dove arriva lo slancio che in se stessa la loro sagoma contiene. Essi fra breve non avranno più aspetto. Si troveranno in dimensioni e fattezze del tutto estranee alle loro elementari nozioni sulla forma delle cose. Gli abeti che stavano loro accanto non le riconoscerebbero più. Ora sono tavole. I rami, il vento, i nidi degli uccelli appartengono ormai a un mondo trascorso, come a una memoria di infanzia. Prigionieri di una forma nuova, costretti in una monotonia di linee e di traiettorie esatte, ora non li chiameremo più col loro nome di alberi. Sono tavole, superfici, masse ferme di legno cui non è più dato di muoversi, di crescere, forse nemmeno di invecchiare. Comincia per esse accatastate una sull'altra un lungo viaggio avventuroso. Eccole alla stazione. Tavole lunghe, tavole squadrate, tavole esatte che sanno ancora di resina. Sul treno c'è posto per tutte. Viaggeranno strette attraverso la Calabria verde e il vento caldo del sud, i boschi e le foreste, gli alberi vivi e grandi. Attraverso paesi e villaggi dai nomi avvolti nell'avventura, Spezzano, Cosenza, Castrovillari, verso città sconosciute e lontane, forse umide e nebbiose. Allora le tavole sentiranno freddo. La nostalgia dei boschi è il loro vero destino.